Ci troviamo oggi a Formeniga, località del comune di Vittorio Veneto. In questa zona, sopra questa altura, sorge la chiesa di Formeniga, costruita tra il 1877 e il 1879 e ultimata poi nel 1927. Ma la costruzione che vedete alle mie spalle non è quella originale, perché anticamente, prima del terremoto del 1873, sorgeva un'altra chiesa, ma non sopra questa altura, invece si trovava un po' più in basso, sotto a questo crinale. Per quanto riguarda invece il campanile che sorge a fianco alla chiesa, è di costruzione un po' più recente, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Anticamente anche questa chiesa, o meglio quella antica, distrutta poi appunto dal terremoto del 1873, faceva capo all'antica pieve di San Pietro di Feletto che abbiamo già visto nella prima puntata. È proprio da qui, da Formeniga, che oggi vogliamo partire il nostro tour, proseguire il nostro tour alla scoperta di territori, di paesi e di luoghi incredibili. Venite con me. Salendo questa scalinata andiamo a raggiungere la piccola chiesetta di San Giorgio, dedicata all'omonimo santo guerriero. Di questa chiesa abbiamo una testimonianza già a partire dal 1345, quando una famiglia della zona, i Da Camino, l'avevano acquistata. Ma si può ipotizzare comunque che la costruzione sia molto più antica, parliamo sempre dell'epoca longobarda, tanto quanto l'antica pieve di San Pietro di Feletto. Questo lo possiamo ipotizzare appunto perché sono state ritrovate all'interno alcuni frammenti di un sarcofago e non solo, anche una tabella con alcune iscrizioni non ancora del tutto decifrate. La chiesa di San Giorgio è a pianta rettangolare a navata unica, è orientata come tradizione sull'asse est-ovest con l'abside però rivolta a oriente. Purtroppo anche questa chiesa è stata colpita da un terremoto e pertanto alcuni affreschi, alcune immagini all'interno della chiesa sono state completamente rovinate. Ma la rappresentazione più completa e meglio conservata si trova sulla parete nord, dove possiamo vedere San Giorgio protetto dall'armatura, smontando da un bellissimo cavallo bianco, sta per ferire il drago che minacciava la città di Selene. Dalla chiesetta di San Giorgio lasciamo per un attimo la località di Manzana nel comune di Vittorio Veneto e andiamo a raggiungere una vallata. Scendiamo quindi da questa strada per raggiungere la pianura di questa zona e andiamo a raggiungere nel comune di San Pietro di Feletto la località Bagnolo. Da 5 generazioni ci dedichiamo alla creazione di formaggi che esprimono al meglio le potenzialità dei 3 diversi latti da noi lavorati in caseificio: caprino, vaccino e bufalino. Siamo stati tra i pionieri della lavorazione del latte biologico e leader da più di 20 anni in Italia nella produzione di formaggi di capra bio. Visita il Museo Storico Aziendale, con tour ai magazzini di stagionatura, degustazioni sensoriali guidate con formaggi Perenzin Latteria e vini del territorio. Perenzin Latteria, creatori di formaggi, dal 1898, via Cervano 85, a San Pietro di Feletto, www.perenzin.com. Ed eccoci, siamo arrivati, siamo all'esterno della chiesa di Bagnolo nel comune di San Pietro di Feletto. Chiesa eretta tra il 1926 e 1936, è diventata poi parrocchia indipendente nel 1935. Ma prima di questa costruzione, così come la vedete alle mie spalle, esisteva un antico oratorio dedicato a Santa Maria in Betlemme e all'adorazione dei magi. Qui all'esterno invece possiamo vedere ancora l'antico campanile all'interno del cimitero, attiguo appunto alla costruzione, attiguo alla chiesa, mentre all'interno, nell'abside, possiamo apprezzare tuttora un antichissimo dipinto ancora con cornice originale, raffigurante appunto l'adorazione dei magi. Trattoria da Sabrina, ristorante con cucina casalinga e stagionale. Gusta gli sfiziosi antipasti, i primi fatti in casa. E la specialità dedicata alla carne alla griglia. E a settimane alterne, arrosti, baccalà, piatti freddi,
Goditi un momento di relax e di gusto tra le sale del ristorante, ma anche nella splendida terrazza esterna che domina il paesaggio verde e rigoglioso di questa terra. Trattoria da Sabrina, in via Cervano 1 a San Pietro di Feletto. Ci troviamo adesso in località Manzana, abbiamo appena lasciato la chiesa di Bagnolo nel comune di San Pietro di Feletto. Stiamo per prendere una strada davvero incredibile, siamo completamente immersi nella natura, qui tra boschi, vigneti e ulivi c'è una fioritura, un verde, una ricchezza di colori davvero incredibile. Lo spettacolo a cui si assiste percorrendo queste strade tra vigneti, tra boschi, percorrendo vallate, colline, è davvero qualcosa di incredibile. Io vorrei invitare tutti quanti a scoprire queste zone che sono imperdibili. Almeno una volta nella vita bisogna venire a scoprire i colori e i profumi di questa zona meravigliosa. Nel 1981, in una vecchia casa colonica dei primi del Novecento, nasce Allarin, immerso nelle colline tra Vittorio Veneto e Conegliano, circondato da vigneti e sentieri per lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, sale ospitali e riservate, cucina a vista per la preparazione delle carni più pregiate. Allarin da Bepo, in via dei Soldera 5 a Vittorio Veneto, www.allarindabepo.com. Dal 1973 respiriamo l'atmosfera magica delle nostre colline. Passione e professionalità unite alla tradizione. Borgo Antico è un'azienda a conduzione familiare in una terra ricca che conferisce ai vini profumi delicati e aromi particolarmente decisi. Coltiviamo il Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG, ma anche Merlot, Cabernet, Marzemino e Verdiso, in un'azienda ecosostenibile che rispetta l'ambiente. Borgo Antico, a Ogliano di Conegliano, in strada delle Spezie 39A. borgoanticovini.com. Agriturismo La Castagnera. Il locale a conduzione familiare offre una cucina tipica stagionale, utilizzando materie prime prodotte quasi esclusivamente in azienda, nel rispetto della cucina tradizionale e attenta alle esigenze di tutti i clienti, con un menù che varia settimanalmente e segue il ritmo della natura e la stagionalità dei prodotti. Scopri l'agriturismo La Castagnera e l'azienda agricola dalle Crode in un paesaggio mozzafiato che domina le colline del Prosecco. La Castagnera, a Corbanese di Tarzo, via Castagnera Alta 50, www.castagnera.it. E in conclusione di questo tour, di questo viaggio alla scoperta di luoghi, territori, posti magnifici e spettacolari che abbiamo visto insieme, siamo arrivati qui a Rua di Feletto, dove c'è la sede della Mostra dei Vini di Collina 2022. Con me c'è il presidente della Proloco di San Pietro di Feletto, Arcangelo Marcon. Buongiorno. Buongiorno.
Sì, siamo all'interno della sala degustazione della mostra permanente della Prologo di San Pietro di Feletto. Siamo giunti alla 51esima mostra, dove vede partecipare 36 cantine con ben 113 vini. Una soddisfazione per noi, perché abbiamo avuto tanti ospiti e questo è quello che ci ripaga del lavoro fatto per la preparazione, appunto. Beh, diciamolo, voi siete tutti volontari, quindi il pubblico che viene qui e apprezza il vostro lavoro è il ripagamento più grande. Sì, noi siamo proprio ripagati con i complimenti che ci fanno gli ospiti. Il volontario da sempre lo fa proprio per lo spirito del proprio territorio, di promuovere il proprio territorio e la propria cultura, quindi per noi è proprio un bonifico il ringraziamento fatto dai Un bonifico morale, esatto, umanitario. quindi, assolutamente sì. Quindi per noi questa 51esima mostra è stato un altro impegno, anche perché arrivavamo da 2 anni di difficoltà, perché purtroppo ha bloccato il mondo. Assolutamente. Questa pandemia. Noi, dire il vero, con Veneto Globe siamo riusciti a fare 2 anni di mostra virtuale, possiamo dire. La prima dire. virtuale completamente, il 2020, 2021 abbiamo tentato di ripartire senza pur fare delle attività gastronomiche, però abbiamo aperto la mostra. Quest'anno per fortuna siamo ripartiti, stiamo ripartendo, riparte un po' l'economia per tutti quanti, quindi speriamo di tornare veramente alla normalità. E allora con questa nuova luce che finalmente stiamo rivedendo diamo appuntamento insieme, se hai voglia lo facciamo noi di Veneto Globe insieme a te che sei il presidente, all'anno prossimo e quindi alla edizione numero 52. 52. L'ultimo weekend di maggio, i primi 2 di giugno del 2023 avremo la 52esima mostra dei vini, un appuntamento a cui non potete mancare. E allora in conclusione della mostra dei vini di collina e in conclusione di questo programma Paesi da scoprire tra tradizione e cultura, io direi che possiamo fare un brindisi. Assolutamente. Tu ce l'hai preparato, io faccio per te gli onori di casa, quindi permettimi, ti passo Grazie. questo calice e brindiamo al territorio, a questi posti meravigliosi. E alla cultura di San Pietro di Feletto. Evviva! Evviva!